Buongiorno da Renzo Micheletto, ben ritrovati con una nuova puntata di Radio Veneto Agricoltura che quest'oggi dedicheremo ad un evento che si terrà sabato 8 giugno a Bosco Nordio, riserva naturale che si trova a Sant'Anna di Chioggia in provincia di Venezia, dove ci sarà l'inaugurazione di un qualcosa di davvero interessante. Si chiama Land Art, che è un percorso artistico ambientale all'interno proprio di questa eccezionale riserva naturale. Per parlare di questo e di cosa consiste poi questa Land Art, questa iniziativa, abbiamo invitato il dottor Federico Vianello di Veneto Agricoltura, che ringraziamo per essere con noi qui oggi, al quale chiediamo immediatamente di spiegarci velocemente cos'è Land Art, questa iniziativa promossa da Veneto Agricoltura. Siamo nella riserva di Bosco Nordio, una piccola realtà naturale molto importante vicino a Chioggia, una riserva che è un bosco di lecci molto interessante con presenze faunistiche altrettanto interessanti. Perché fare un percorso di land art? Il bosco è già attraversato da numerosi sentieri che vengono aperti la domenica tipicamente ai gruppi, alle famiglie, ma la sensazione che noi abbiamo ormai in questi decennali esperienza di gestione è che la gente gode sicuramente della passeggiata, non riesce normalmente a vedere molti animali e probabilmente non riesce a cogliere appieno i messaggi che noi vorremmo dare. Quindi passare attraverso l'arte in ambiente, questa è la land art, è un modo nuovo, un'esperienza pilota che vogliamo sperimentare in una nostra riserva per riuscire a trasmettere sensazioni, emozioni e anche informazioni a persone diverse, di età diversa, di origini diverse. Ecco, nello specifico io so che ci sono opere di 8 artisti selezionati in un contesto di una cinquantina di altri artisti. Mi ci spieghi qualcosa? In cosa consistono queste opere? Sì, per noi è una cosa un po' particolare, noi siamo tecnici forestali, ambientali, quindi è un mondo nuovo quello dell'arte. Ci siamo affidati ad una società esterna che è Etifor, che ha istituito una commissione con persone esperte, docenti dell'Accademia di Venezia e non solo. Sono state selezionate tra una cinquantina di proposte, 8, che rappresentano con materiali naturali, quindi legno, corde, erba, pigne, ecco, tutto ciò che è presente nel bosco, rappresentano delle installazioni che vogliono aiutare a formare delle suggestioni al visitatore. Spesso rappresentano temi a noi cari, tipo la conservazione del legno morto, la presenza di alcune specie animali per noi importanti o attività di ricerca che noi perseguiamo nella riserva. È un modo nuovo di comunicare. Con l'obiettivo ultimo di valorizzare la biodiversità. Certo, tutto nasce all'interno di un progetto europeo dove l'obiettivo era come valorizzare gli ecosistemi presenti, favorendo però la fruizione. Si parla oggi di servizi ecosistemici, cioè cosa può dare l'ambiente di positivo all'uomo. Questa riserva sicuramente per la sua posizione vicino alle città di Padova, di Venezia, Chioggia, è un luogo dove anche si può entrare e godere di un ambiente bello, di fare passeggiate. Questo però non deve andare a impattare sull'ambiente. Ecco perché abbiamo recuperato un'area periferica della riserva, prima non utilizzata dai visitatori, creando un ambiente dove è favorita la visita anche attraverso queste installazioni. L'inaugurazione avverrà alle ore 10 di sabato 8 giugno e ricordiamo anche che questa iniziativa non è fine a se stessa, ma si svolge all'interno di un progetto europeo che si chiama Impreco, che non è un'imprecazione ma è un acronimo, una sigla di un progetto europeo, Interreg Adrion, cioè Adriatico-Ionio. Ci spieghi anche su questo due cose? Sì, noi viviamo un po' di questi progetti, è un modo per recuperare finanziamenti utili a realizzare azioni nelle nostre aree, ma anche un modo di restare in contatto con altri professionisti europei, altre realtà e scambiarci quelle che si chiamano le best practices, cioè le buone pratiche di gestione. Siamo stati fortunati all'interno di questo progetto che ci vede coinvolti insieme per l'Italia una università della Puglia, ma poi ci sono i greci,
ci sono la Slovenia, la Croazia, ecco, con realtà ambientali costiere appunto dell'Adriatico e dello Ionio. Noi siamo stati fortunati perché abbiamo scelto, e c'è stata approvata dagli altri partner, un'azione pilota davvero originale, ecco, quella di creare un percorso atipico rispetto a quello che normalmente noi facciamo, quindi un'esperienza molto stimolante di cui sabato andiamo a fare l'inaugurazione. Certo. Quindi l'inaugurazione di un qualcosa di nuovo, di artistico, di un percorso artistico naturale, però all'interno di un'area davvero eccezionale, non tantissimo conosciuta, devo dire, però sempre più frequentata anche dalle scuole e dalla gente che si sta avvicinando sempre di più a questi ambienti straordinari che abbiamo. Certo, e il target che noi vogliamo privilegiare, ecco, a questo punto sono le famiglie con figli. L'idea di installazioni che rappresentano animali, piante o situazioni ecologiche diventa un po' una sorta di laboratorio anche giocoso, interessante per questo tipo di visitatori. Certo. Quindi non solo tecnici faunisti come ci eravamo un po' abituati prima. Ascolta Federico, abbiamo parlato prima di biodiversità. Qual è la biodiversità che è presente a Bosco Nordio? Gli ambienti più interessanti per la comunità europea, tant'è che ci finanzia i progetti, sono le piccole radure che sono sopravvissute all'interno del bosco. Questa è la caratteristica principale. Questa è la caratteristica più importante dal punto di vista della biodiversità, perché ovviamente in questi piccoli prati troviamo delle specie animali che sono scomparse da tutto il resto del territorio. Per esempio? Ma sono soprattutto insetti, lepidotteri o rettili, pensiamo ad alcune specie di anfibi. Abbiamo per i rettili la tartaruga terrestre, una delle popolazioni più numerose sicuramente della costa adriatica. Per gli anfibi cito il pelobate, che è un rospo ormai in via di estinzione in tutta la pianura padana. Il nostro compito è quello di preservare questi ambienti che altrimenti scomparirebbero, perché il bosco naturalmente andrebbe ad invaderli. Quindi diciamo che land art è un pretesto per valorizzare questi ambienti straordinari che noi abbiamo e soprattutto di far conoscere alle persone che attraverso la visita possono veramente entrare e conoscere e entrare in contatto con questi ambienti naturali. Il nostro tempo si è concluso, il nostro breve tempo si è concluso, ricordiamo ancora l'appuntamento è sabato 8 giugno alle ore 10, è preferibile iscriversi, quindi l'appuntamento alle ore 10 a Bosco Nordio, a Sant'Anna di Chioggia. Come ci si arriva? È semplice, basta seguire la Romea per chi viene da nord e dopo Chioggia si arriva in località Sant'Anna e poco dopo c'è la riserva. Se si arriva da sud si passa il ponte sull'Adige, dopo 1 chilometro c'è l'ingresso. Benissimo, Land Art sabato 8 giugno a Sant'Anna di Chioggia, Bosco Nordio. Un cordiale saluto a tutti quanti e ci diamo appuntamento alla prossima settimana.